Riforma dell'acqua in Sicilia, semaforo verde della Giunta, il disegno in commissione affari produttivi, ma piovono i primi emendamenti prima del voto dell'ARS. Gli influencer e la politica, esplode il caso Belen, paladina e madrina di Punta Bianca. Furto in appartamento a San Leone a un distributore di carburante a Canicattine, guai coppia di favaresi che in giardino coltivavano alberi di droga. Calcio, l'Acragas batte il Cus Palermo 5-1, basket, bene anche la Fortitudo che si impone sul Monopoli, volley, prima vittoria per la SEAP. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo della riforma dell'acqua in Sicilia, disegno di legge approvato dalla Giunta regionale, giunto in Commissione Attività Produttive per l'analisi prima della calendarizzazione in aula. Presentati oggi i primi emendamenti alla legge che riforma il settore idrico. Sono del deputato Margherita La Rocca Ruvolo. Ci sono i nostri servizi. Il governo Musumeci tenta di restituire ai privati l'acqua pubblica. Il colpo di spugna era stato messo nero su bianco in un disegno di legge approdato in Commissione Attività Produttive la scorsa settimana, un testo con cui la Giunta cancella la riforma del 2015, nata appunto dopo il referendum sull'acqua pubblica, facendo sparire fra le altre misure il quantitativo minimo che ogni siciliano, anche indigente, deve ricevere per legge ed eliminando la possibilità per la Regione di togliere le reti dalle mani di Siciliacque, la società controllata dai francesi di Veolia. In ballo un affare da oltre 1 miliardo, che comprende i 700 milioni che le famiglie siciliane pagano ogni anno e i 300 milioni che, anche grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, arriveranno nell'isola per la manutenzione delle reti. Le chiavi del sistema, del resto, sono da anni in mani straniere. Nell'epoca di Totò Cuffaro, infatti, i 1800 km di rete che collegano tutta la Sicilia sono stati affidati per 40 anni fino al 2044 a Siciliacque, un'azienda controllata al 75% da Veolia, il colosso francese nato dalla multinazionale Vivendi. Ma non è l'unico operatore internazionale. A Caltanissette, ad esempio, Caltacque è controllata dalla spagnola Aqualia. Dal 2015 però è iniziato un percorso per il progressivo ritorno del sistema in mani pubbliche. In uno slalom tra i privati travolti dagli scandali e dalle inchieste come ad Agrigento e quelli che invece come Enna si limitano ad applicare una tariffa esosa. La legge di 6 anni fa invece pone dei paletti chiari. Uno è un criterio di equità sociale. A nessuno, anche in caso di morosità, può essere negata la quota minima di sussistenza, 50 litri d'acqua all'anno. L'altro elemento è appunto la facoltà di fare un passo indietro nei confronti della turboprivatizzazione del 2044. Il contratto, firmato a inizio secolo, ovviamente rimane in vigore, ma il presidente della regione, qualunque presidente della regione in carica fino al 2044, può revocarlo se si verificano determinate condizioni. Quella norma soprattutto attribuisce al Presidente della Regione la facoltà di esercitare il diritto di recesso nei confronti di Siciliacque. Adesso il Presidente Musumeci deposita un disegno di legge che potrebbe cancellare tutto questo. A controbattere sono arrivate però le proposte di emendamento presentate oggi a firma del deputato Margherita La Rocca Ruvolo, Presidente della Commissione Salute dell'ARS. La Presidente della Commissione Salute all'Assemblea regionale siciliana, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, ha presentato 7 emendamenti soppressivi del decreto di iniziativa governativa che prevede la regolazione unitaria del servizio idrico integrato nella regione siciliana e l'istituzione dell'autorità idrica siciliana. In particolare viene proposta la soppressione degli articoli 7, 10, 11, 16, 20, 21 e 23, quelli relativi appunto all'istituzione dell'autorità idrica siciliana, all'assemblea d'ambito unico e alle sue funzioni, al suo patrimonio, ai poteri sostitutivi e all'abrogazione della legge regionale numero 19 del 2015 in materia di risorse idriche. Dopo tante battaglie per l'acqua pubblica, dopo che in provincia di Agrigento, per esempio, si è già costituita l'azienda idrica consortile, dice l'onorevole La Rocca Ruvolo, non si capisce come mai sorga questa nuova struttura dell'autorità idrica siciliana. Lo abbiamo detto più volte e lo ribadiamo, nessuna privatizzazione dell'acqua in Sicilia. Queste le parole dell'assessore all'energia della regione siciliana Daniela Baglieri in merito al disegno di legge già approvato dal governo Musumeci in materia di risorse idriche nell'isola.
Da questo DDL scaturirà finalmente un vasto piano di riqualificazione delle reti di distribuzione e una corretta governance delle acque. La proposta di legge, spiega la Baglieri, prevede l'istituzione di un unico ambito territoriale competente, l'intero territorio regionale, per garantire criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'interesse pubblico collettivo e un razionale utilizzo della risorsa idrica. Brutta disavventura per un bambino di 12 anni di Cammarata che, mentre si trovava nella pasticceria dei genitori, è rimasto con la mano incastrata nell'impastatrice. Lanciato l'allarme, è immediatamente arrivata una squadra dei vigili del fuoco che ha disincastrato la mano del ragazzino dall'attrezzo e sul posto è stato fatto atterrare un elicottero che ha trasferito d'urgenza presso l'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta il ragazzino per essere sottoposto ad un intervento. Adesso il dodicenne è fuori pericolo. Un vecchio detto siciliano sottolinea come l'uomo sia capace di tutto tranne di resistere al fascino di una donna e che quest'ultima sia in grado di far muovere gli uomini più di quanto possa fare un carro trainato da 100 buoi. Se poi la donna è Belen, e allora chissà che cosa può accadere. Ma anche in questo caso non mancano le polemiche sul caso politico Punta Bianca riserva naturale. I servizi sono di Arturo Cantella e Eugenio Cairone. Sulla istituzione della riserva naturale a Punta Bianca interviene il presidente dell'ANCE di Agrigento, Carmelo Salamone, affermando come per risolvere i problemi della Sicilia ci rivolgeremo a Ferragni, Fedez o Belen. Dato che questo governo regionale è più attento alla visibilità dei social che alle rivendicazioni che arrivano dalle categorie professionali e dalle associazioni di categoria, ci rivolgeremo quindi a Chiara Ferragni per risolvere i problemi della Sicilia. In una nota a dirlo il presidente provinciale di ANCE di Agrigento Carmelo Salamone, dopo che nei giorni scorsi la decennale vicenda dell'istituzione della riserva di Punta Bianca sembrerebbe aver avuto un'accelerazione dopo l'endorsement pubblico della showgirl Belen Rodriguez. Potremmo invitare gli influencer a far visita alle nostre opere incompiute, dice provocatoriamente Salamone, o condurli in un tour tra gli uffici regionali in modo che se ne possa decantare l'efficienza e l'operatività, o anche permettere loro di scattare qualche selfie durante le intense e produttive sedute dell'Assemblea regionale siciliana, che si occupano, come noto, dei bisogni dei cittadini e delle categorie produttive. Potremmo, continua Salamone, chiedere loro di realizzare delle storie mentre spiegano ai cittadini le procedure burocratiche che oggi purtroppo strangolano le aziende e minano tutti i principi della leale concorrenza. Siamo molto preoccupati, conclude Salamone, del fatto che oggi la necessità dell'apparire possa diventare l'esigenza primaria in vista delle elezioni regionali, mentre la gente letteralmente muore lungo le nostre strade mal tenute, non ha accesso a infrastrutture degne di questo nome, vedi negato il rispetto alle legittime aspettative di sviluppo. Il fascino non si può nascondere e non può certo creare polemiche. Invece Belen Rodriguez sulla vicenda Punta Bianca ha scatenato una vera e propria bufera ad Agrigento, tanto da coinvolgere anche la satira agrigentina che la vorrebbe addirittura sindaco della città dei Templi, visto che solo lei è riuscita ad ottenere la risposta attesa da un quarto di secolo su Punta Bianca. Dal suo intervento sui social, lo ricordiamo, è scaturito l'annuncio del governo Musumeci sulla istituzione della riserva naturale, ma soprattutto sullo sfratto, finalmente, dei militari da Punta Bianca. A parte riportiamo l'intervento dell'ANCE di Agrigento. Aggiungiamo che bisognerebbe prendere sul serio la battuta del presidente Salamone, visto che sulla vicenda Punta Bianca la politica ha dato segni di risveglio solo adesso, dopo la tirata d'orecchie della Rodriguez, il cui fascino, possiamo dire, è riuscito dove altri hanno fallito nel corso degli anni, per cui appare legittima la delusione di chi si è battuto inutilmente nel portare avanti la causa sulla salvaguardia dei luoghi. Alla fine, se i social riescono a darci una mano, strappando dal letargo le amministrazioni dormienti, ben vengano.
Comprendiamo il disagio dei perdenti, deputati e soggetti vari che hanno praticamente sprecato il loro tempo sulla vicenda, ma per una volta bisogna cercare tutti insieme di godere di quello che sarà a breve la location, dove probabilmente tornerà la stessa Belen per inaugurare il nuovo percorso. Allarme ANCE, la Sicilia è troppo legata al reddito di cittadinanza. Vediamo. Siciliani refrattari allo sviluppo, attaccati al reddito di cittadinanza, mentre le imprese che hanno il lavoro sono ridotte con i mezzi di cantiere fermi perché non si trovano conduttori specializzati. Giovani che seguono l'esempio di questi adulti e non scommettono sulle proprie capacità, con Resto al Sud e con i concorsi banditi per sfruttare le risorse del PNRR, mentre tanti validi talenti sono costretti ad emigrare. A tutti questi territori dell'isola, l'ANCE Sicilia dice sveglia. Il reddito di cittadinanza non durerà in eterno, basta col tendere la mano aspettando che qualcuno eroghi sussidi mascherati da lavoro. L'assistenzialismo da subito sembra comodo, ma alla lunga desertifica la nostra terra. È l'allarme lanciato da Santo Cutrone, presidente di ANCE Sicilia, secondo cui se la Sicilia non sarà in grado di spendere soldi del PNRR, la prima colpa sarà dei territori siciliani, enti locali di ricerca, imprese e cittadini che non si coalizzano e attrezzano per partecipare ai tanti bandi di questi giorni che danno soldi, in totale 2 miliardi e 469 milioni, a chi ha idee nuove e vuole costruire il proprio futuro senza per forza attendere che siano gli enti pubblici a farlo. La nuova strategia commerciale tracciata dai principali operatori economici internazionali e confermata anche dai grandi della terra nell'ambito del G20 e della COP26 prevede il graduale spostamento delle produzioni verso quei paesi a maggiore stabilità politica del Nord Africa e il rapido trasferimento in Europa di energia pulita, idrogeno e merci prodotti in quelle aree. Perché ciò sia possibile, riferisce Cutrone, le potenze mondiali hanno bisogno che il Sud Italia e la Sicilia non siano più le ultime province dell'impero condannate a isolamento e sottosviluppo, ma siano piuttosto al più presto attrezzate per svilupparsi a livello endogeno e diventare il fulcro logistico ed economico di questa nuova strategia. Frattanto, sottolinea il presidente di ANCE Sicilia, la componente delle infrastrutture è sì importante ma marginale. Per la Sicilia, ad esempio, nel PNRR ci sono appena 5,1 miliardi di risorse territorializzate, cioè la stessa cifra che ci trasciniamo da 10 anni per le medesime opere progettate e finanziate ma mai appaltate. Ciò che invece vale di più nel PNRR è quel famoso 40% per il Sud offerto ai singoli territori affinché autodeterminino il proprio futuro. Già con la prima tranche di 25 miliardi del PNRR erogata da Bruxelles, i bracci operativi della Presidenza del Consiglio e dei nuovi ministeri hanno messo a bando tutti gli strumenti necessari affinché i territori nel loro complesso abbiano la capacità di sviluppare le loro potenzialità. Sono quei 29 obiettivi raggiunti su 51 di cui ha parlato il Premier al termine dell'ultima cabina di regia, ma mentre le altre aree del Sud stanno già rispondendo, quelle della Sicilia languono. Ad esempio, l'analisi del centro studi SRM di Napoli evidenzia che al Sud il 70% di imprese è pronto a investire in innovazione per cogliere le opportunità del PNRR, percentuale che invece in Sicilia non arriva neppure al 50%. E così sono tanti bandi in arrivo, come la trasformazione delle farmacie rurali in centri di prima istanza sanitaria nelle aree interne con 100 milioni. In totale, conclude Santo Cutrone, sommano 2 miliardi e 469 milioni. In tutto questo i territori siciliani che fanno? Battano un colpo. In giardino avevano piante di marijuana, arrestata una coppia di Favara. Arturo Cantella. I carabinieri della tenenza di Favara, nella serata del 6 novembre, nel corso di un'attività info-investigativa finalizzata al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato una coppia di conviventi residenti a Favara trovati in possesso di una serra domestica costituita da 30 piante di canapa indiana in piena vegetazione dell'altezza compresa tra 1 metro e 2,50 metri. Le piante erano in parte collocate nel giardino dell'abitazione e in parte stoccate in un magazzino di proprietà della coppia.
I carabinieri di Favara da un po' di tempo tenevano d'occhio il 46enne con precedenti di polizia disoccupato e la convivente di 36 anni casalinga fino a quando nella serata di ieri hanno eseguito la perquisizione domiciliare nel corso del quale, oltre alle piante di canapa, sono stati sequestrati anche 5 grammi di marijuana già essiccata. L'uomo era già stato sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento ai servizi sociali per fatti analoghi. Quindi, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso la loro abitazione in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto operato per le ipotesi di reato di produzione, coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga sarà successivamente sottoposta ad accertamenti tecnici. A Canicattì, 2 ignoti malviventi con il volto coperto e armati di coltello hanno minacciato un dipendente del distributore di carburanti Sicilpetroli in via Carlalberto e le hanno costretto a consegnare l'incasso custodito nel suo marsupio, circa 400 euro. Poi sono fuggiti probabilmente con un complice alla guida di un'automobile. Le indagini sono della polizia. Ancora un furto a San Leone, quartiere balneare di Agrigento. I ladri sono entrati in azione in via Farag tra il litorale sanleonino e Cannatello. Forzando una finestra sono riusciti ad entrare all'interno dell'immobile rovistando dappertutto. I malviventi hanno portato via 4 televisori e alcuni pezzi di argenteria. A fare la scoperta è stato il proprietario di casa, un 60enne agrigentino che ha denunciato l'accaduto ai poliziotti della sezione volanti. Al via le indagini per risalire all'identità dei ladri. Erano pronti a ricorrere alle maniere forti se le vittime designate avessero posto resistenza, pronti anche a far uso delle armi. Emerge tutto questo, e non solo, da una inquietante intercettazione inerente all'operazione anticrimine messa a segno pochi giorni addietro nella provincialità trapanese. 2 componenti del sodalizio smantellato dai carabinieri di Trapani ed Alcamo parlano tra di loro ignorando di essere captati. Uno di loro, Andrea Mottola, apprendiamo il nome e i difatti dei colleghi di TP24, deceduto poi in un incidente stradale, dice al complice Pio Cappelli: li prendi e ci tiri alle gambe. Frase adoperata nel gergo criminale quando bisogna sparare senza uccidere ma solo ferire. E nel corso delle perquisizioni carabinieri, guarda caso, sequestrano proprio una pistola. Ma la banda disponeva anche di sofisticate apparecchiature come rice trasmittenti ed un rilevatore di microspie, quest'ultimo procurato da Pio Cappelli. È costato 1.700 euro, dice al cognato avvocato Alberto Mazzeo. E legale gli fa subito una richiesta: portalo nel mio studio. Evidentemente Mazzeo temeva la presenza di cimici, chiedendo al cognato di eseguire una bonifica. Studio, macchine e abitazione, lo rassicura Cappelli. Alberto Mazzeo, oltre ad essere il cognato di Pio Cappelli, è anche il difensore di fiducia di un altro indagato, Pietro Tranchida. E che la banda disponesse di armi emerge anche dalla rapina perpetrata nella villa dei coniugi Salone di via Europa, alle pendici di Erice. L'assalto venne messo a segno nel gennaio del 2019. Ad entrare in azione Pietro Tranchida, Baldassare Grassa, Pio Cappelli, Giuseppe Culcasi, Ivan Randazzo, Andrea Mottola e Francesco Cammareri, detto Ciccio U Pommaroro. Quest'ultimo, alcuni mesi dopo il colpo, venne arrestato dalla polizia e condannato lo scorso mese di settembre a 14 anni di reclusione. I banditi fecero irruzione nell'appartamento nottetempo. I coniugi, entrambi medici e genitori dell'ex consigliere comunale Francesco Salone, sono stati svegliati dai rumori. I malviventi bloccarono la moglie di Salone, una ginecologa, al Sant'Antonio Abate, legandola con delle fascette, narcotizzandola. Poi puntarono la pistola contro il marito, ex chirurgo in pensione, intimandogli di aprire la cassaforte. I colpi venivano studiati nei minimi dettagli, niente era lasciato al caso. Da professionisti del crimine, i componenti della banda pianificavano ogni loro azione, eseguivano sopralluoghi nelle ville da assaltare, nei bancomat
da saccheggiare. Pedinavano le vittime designate di cui conoscevano ogni spostamento, le abitudini e persino le frequentazioni. Gli indagati temevano i posti di blocco delle forze dell'ordine. Se ci fermano siamo fottuti, dicevano, e per aggirarli studiavano i percorsi da compiere in auto, scegliendo sempre le strade sprovviste di telecamere di videosorveglianza. Non utilizzavano mai una sola macchina, avevano infatti quasi sempre un mezzo di appoggio e nel corso di una conversazione tra di loro emerge un particolare inquietante: erano pronti persino a far fuoco qualora si fossero imbattuti in un posto di blocco imprevisto. Durante il rientro i componenti della banda si chiedevano se la circostanza di essere stati fermati dai carabinieri alcuni giorni prima potesse avere un legame con le loro intenzioni. Erano minchioni a fermarci, rassicura Mottola, sottolineando che se i militari dell'Arma fossero a conoscenza del loro piano criminoso di certo non li avrebbero fermati. Una tesi, la sua, condivisa persino da Cappelli. Sembra poi che la banda cercasse nuovi complici, emerge da una intercettazione. Mottola infatti attraverso un messaggio vocale parla con un soggetto, uno straniero, prospettandogli di andare a fare una bella rapina. Il suo interlocutore si mostra scettico ma disponibile: domani vediamo, anche se la vedo brutta. Gli anziani a scuola di antitruffa, l'iniziativa delle forze dell'ordine nel Messinese. Vediamo. I carabinieri della Compagnia di Patti hanno avviato la campagna di sensibilizzazione contro le truffe a favore soprattutto delle cosiddette fasce deboli. Nel salone parrocchiale della chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Patti ha avuto luogo un incontro tra i carabinieri della locale compagnia e cittadini anziani del luogo, organizzato dall'Arma con la collaborazione del parroco e dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Nei prossimi giorni analoghe iniziative avranno luogo nei restanti 13 comuni compresi nella giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Patti. I comandanti delle stazioni carabinieri nei rispettivi territori di competenza incontreranno gli anziani presso i locali messi a disposizione dalle corrispondenti amministrazioni comunali o centri aggregativi parrocchiali per fornire loro preziosi consigli e raccomandazioni anche attraverso la divulgazione di un opuscolo creato ad hoc non solo sulle tecniche di truffa più diffuse, ma anche per rassicurare e consolidare un clima di fiducia e sicurezza. Lo scopo è quello di rafforzare i punti di ascolto e di prossimità, capaci di intercettare in anticipo il pericolo di azioni criminali contro la parte più vulnerabile della società, ma anche un luogo di sostegno e supporto a quanti purtroppo sono già stati vittima e vivono nell'insicurezza e nella paura, con inevitabili ripercussioni sullo stile e la qualità della vita. Analoghe iniziative saranno condotte anche nel corso dei servizi di prossimità svolti quotidianamente dalla stazione Carabinieri nell'ambito dei territori di rispettiva competenza, soprattutto nelle frazioni maggiormente isolate, al fine di rafforzare maggiormente il rapporto tra i carabinieri e i cittadini, perché è insieme che si costituisce la nostra sicurezza quotidiana. Covid, la Sicilia resta bianca, si deciderà sullo stato di emergenza a dicembre. I dettagli nel servizio. Sul fronte Covid nessuna regione supera le soglie del 15% per l'area medica e del 10% per le terapie intensive fissate dal governo per il passaggio in zona gialla, ma alcune sono certamente da tenere sotto controllo. L'Italia così rimane tutta in zona bianca nonostante la risalita autunnale dei contagi, ma ci sono alcune regioni che hanno parametri alti e se la curva epidemiologica continuerà a salire, il rischio è che cambino fascia prima delle ormai imminenti festività natalizie. Va ricordato inoltre che il passaggio dalla zona bianca a quella gialla avviene sulla base di 3 parametri. L'incidenza settimanale di nuovi positivi deve superare 50 casi ogni 100.000 abitanti, il tasso di occupazione in area medica deve essere oltre il 15%, il tasso di occupazione in terapia intensiva invece deve essere oltre il 10%. Per quel che riguarda l'incidenza sono 13 le regioni che hanno superato i 50 casi settimanali e sono Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. In 10 città e province i contagi si stanno quotidianamente moltiplicando, si tratta di Bolzano, Gorizia, Trieste, Padova, Forlì, Cesena, La Spezia, Siena, Rieti, Catania
Bologna e Siracusa. Nell'immediato quindi nessuna restrizione in arrivo, non servono particolari poteri divinatori per sapere cosa accadrà, almeno per la prossima settimana. Ma se il trend è in aumento non si arresterà, è possibile che intorno alla fine di novembre, inizio di dicembre, alcune regioni si troveranno in una situazione scomoda. Le regole di cui disponiamo funzionano, ha spiegato la scorsa settimana il ministro della Salute nel corso di una conferenza stampa organizzata per fare il punto sulla prosecuzione della campagna vaccinale. In questo preciso momento nessuna regione ha le condizioni per uscire dall'area bianca. Se poi il quadro dovesse complicarsi ulteriormente, ha aggiunto il ministro Speranza, noi abbiamo già delle norme che dovrebbero soltanto essere applicate. Se non ampliamo il numero dei vaccinati con la prima dose e se non somministriamo rapidamente la terza dose, avremo una risalita forte, più di quella che vediamo ora, avverrà presumibilmente tra gennaio e febbraio. Di sicuro però la mortalità sarà più ridotta di quella delle prime grandi ondate, proprio grazie ai vaccini che comunque un po' proteggeranno. Parola di Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute, che, intervistato da Repubblica, tracciava potenziali scenari. Solo intorno alla metà di dicembre, inoltre, il governo potrà decidere come procedere sull'eventuale proroga dello stato di emergenza nel 2022. La struttura commissariale di Figliuolo, che opera in deroga a svariate regole, esiste proprio grazie allo stato di emergenza. Senza di esso il decreto, che ne regola il funzionamento, non ci sarebbe più, con possibili conseguenze sull'organizzazione della campagna vaccinale. Che dire, il Covid ancora c'è, probabilmente ci sarà, ma noi vogliamo essere tutti abbastanza ottimisti. Il problema delle baracche intanto è un problema di carattere sociale ed è evidente che la povertà abitativa che riguarda queste persone deve avere un approccio globale che riguarda non solo il reperimento dell'alloggio e quindi l'assegnazione di una casa, ma anche un accompagnamento in un percorso che ha caratteristiche diverse a seconda dei soggetti che sono interessati. Quello che si è messo a punto è appunto una serie di colloqui e di attività che cercano di individuare il tipo di sostegno più adeguato per ogni singola famiglia, per ogni soggetto, attraverso o un percorso formativo o l'attivazione di un tirocinio. Quindi non si parla di un'unica soluzione, ma di soluzioni che sono variegate e che affrontano secondo me il problema nel modo migliore, perché è un progetto personalizzato che riguarda ogni famiglia e che si rivolge in maniera specifica a quelle che sono le esigenze della famiglia per farla uscire da questa situazione di emarginazione. È vero che noi vogliamo che queste persone sono integrate, sono incluse, ma in qualche modo devono essere coese con quello che è il nostro sistema strutturale cittadino. E l'obiettivo migliore secondo me è proprio questo, renderli parte integrante della città, perché finora sono stati quasi ghettizzati, trattati come se fossero una parte diversa della città, mentre invece sono dei cittadini come tutti gli altri, hanno gli stessi diritti e devono essere tutelati. Quindi cambiare sicuramente l'approccio e vedere anche ad affrontare questa problematica in maniera diversa sicuramente ci porta anche a delle soluzioni che non sono delle soluzioni di breve periodo come appunto il reperimento di un alloggio, ma delle soluzioni che devono produrre degli effetti nel tempo. E questa forse è la scommessa più importante dell'amministrazione, far sì di creare un'indipendenza economica di queste persone e farle uscire da questa situazione. Io desidero ricordare che purtroppo la pandemia ha aggravato in maniera significativa quella che è la povertà in città. I dati che noi abbiamo anche sul reddito di cittadinanza dimostrano un incremento considerevole che si è realizzato in modo particolare nel 2021. Questo significa sicuramente che bisogna mettere in campo tutta una serie di attività e soprattutto di percorsi per riattivare anche il sistema del lavoro, perché l'assistenzialismo non è un percorso che può avere una durata infinita, ma è sempre limitata e in questo senso anche da un punto di vista nazionale si stanno attivando gli interventi per modificare il reddito di cittadinanza. Si sono svolti oggi i funerali di Ignazio Altieri, apprezzato commerciante ed ex albergatore agrigentino. Aveva 68 anni, figura molto nota in città, non solo per le sue attività imprenditoriali. Viveva da qualche tempo ad Erice, dove gestiva un negozio. Alla famiglia Altieri condoglianze da parte di Televideo Agrigento. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto.
Il comune di Realmonte pensa al Natale, il presepe vivente ed il concerto saranno alcuni dei momenti più sentiti di un ventaglio di iniziative ed attività che coinvolgeranno la città della Scala dei Turchi. Vediamo. Si è svolta nell'aula consiliare del municipio di Realmonte un incontro tra le associazioni del territorio, la scuola, la parrocchia e una rappresentanza degli operatori commerciali e turistici al fine di pianificare il cartellone delle manifestazioni natalizie che si svolgeranno a Realmonte dal 23 novembre al 6 gennaio 2022, tra questi il presepe vivente, il concerto di Natale, alcuni momenti più sentiti di un ventaglio di iniziative e attività che coinvolgeranno tutta la cittadinanza in numerose location della città della Scala dei Turchi, tra questi la piazza centrale di Realmonte, i quartieri, le vie, le aree periferiche saranno animati da momenti musicali, recite e canti natalizie. Tutto si inquadra nell'ambito del progetto Carrica Cina Grega, soddisfatta il primo sindaco della città di Realmonte, Sabrina Lattuca. Anche oggi ci siamo rincontrati come sempre, come ogni anno e come in ogni occasione importante con l'amministrazione comunale, con le associazioni del territorio e con l'associazione dei commercianti e dei carabinieri per stabilire un calendario che possa coinvolgere tutta la comunità, non solo scolastica ma dell'intero territorio di Realmonte, nelle attività che coinvolgono tutti quanti per il Natale. È sempre un'occasione di scambio, di confronto e soprattutto di collaborazione per far sì che questa comunità possa crescere sempre insieme e possa camminare con un obiettivo comune. La scuola è sempre presente ed è lieta di poter partecipare a queste iniziative con i suoi alunni, perché tutti gli alunni devono capire qual è l'importanza di essere cittadini consapevoli e attivi nel territorio in cui vivono. Questa mattina ci siamo incontrati con la sindaca, con le varie associazioni della realtà di Realmonte e abbiamo iniziato a programmare questo tempo, il tempo del Natale, e che sia un tempo di ripresa. Ecco, dopo questo periodo che abbiamo vissuto di costrizioni, è fondamentale riprendere con dei segni di speranza. Quindi il fatto che ci siamo riuniti oggi rappresenta proprio questo, iniziare con piccole luci di speranza, quindi coinvolgeremo tutto il paese, con ognuno col proprio carisma, mettendo insieme i propri doni per dare vitalità a questo tempo di Natale. Quindi è stata una programmazione molto proficua e siamo stati proprio almeno 2 ore a scambiarci le idee in modo che possa uscire un cammino unitario e possiamo vivere questo Natale, un Natale veramente di pace e di speranza. Io in rappresentanza di tutti gli esercenti e commercianti di Realmonte abbiamo partecipato piacevolmente a questa riunione, che è stata veramente molto proficua, per come diceva poco fa anche Don Fabio. L'obiettivo comune è quello di rilanciare Realmonte dal punto di vista socio-economico, sia dal punto di vista proprio della conoscenza, dell'associare Realmonte anche alla Scala dei Turchi, alla storia, alla cultura della città stessa, e soprattutto il rilancio economico, tutte le attività commerciali per una ripartenza dopo questo periodo di pandemia che ci ha un po' tutti messo in ginocchio. Quindi noi siamo a totale disposizione dell'amministrazione del comune, tutte le associazioni della scuola e anche della chiesa per quello che sarà appunto il rilancio di Realmonte. Anche la FIDAPA era qui presente oggi all'incontro promosso dall'amministrazione comunale di Realmonte. Abbiamo fatto le nostre proposte per la valorizzazione del territorio e per la promozione della cultura, sperando di poter dare il nostro contributo come donne e come fidapine. Incontro proficuo quello di stamattina presso l'aula consiliare del comune di Realmonte. Abbiamo iniziato a programmare un progetto specifico del nostro programma Carrica
Carricacina Grega. Carricacina Grega per noi significa fare vivere il territorio di Realmonte, non solo la piazza quindi, ma anche i quartieri e le aree periferiche. Io per l'incontro di stamattina devo ringraziare le associazioni presenti sul territorio di Realmonte, la Proloco, il dirigente scolastico, la professoressa Fazzi, Don Fabio, la parrocchia, l'Arma dei Carabinieri, la caserma di Realmonte, nonché tutti i presenti. L'abbiamo detto più volte, lavorare in squadra fa la differenza perché ci consente di fare dei progetti che passino attraverso le varie realtà presenti sul nostro territorio. Fare una programmazione in linea con la normativa anti-Covid significa quindi non solo fare crescere questo territorio dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista socio-economico, in un periodo così difficile, attesa la pandemia in atto. Quindi cosa dire? È stata programmata una bozza delle attività natalizie, verrà definita la prossima settimana, quindi non mi resta che ringraziare tutti e dire avanti così, siamo nella giusta direzione. Realmonte che passa attraverso la bellezza nel pieno rispetto del principio di legalità. È una giornata importante, abbiamo voluto fortemente questo incontro in presenza, tutti insieme alla scuola, insieme alla parrocchia, insieme all'associazione, insieme alle attività commerciali, perché abbiamo voluto fortemente organizzare un evento che sia unico, quindi che coinvolga tutti e nel quale tutti possono dare le proprie idee e le proprie iniziative. Abbiamo voluto fortemente quindi cercare di aggregare, cercare di mettere delle iniziative, abbiamo programmato delle date, naturalmente è una cosa che ancora è all'inizio, dobbiamo valutare tutti i percorsi, tutto quello che può servire per far diventare questo programma unico per il territorio. La volontà naturalmente è quella di migliorare Realmonte, migliorare il tasso naturalmente della popolazione, quindi cercare di migliorare tutto quello che può aggregare i cittadini. Abbiamo voluto fortemente farlo insieme, abbiamo voluto anche la minoranza presente, perché così possiamo dare un segnale forte alla popolazione che è quello di aggregare, come naturalmente il nostro programma dice, Carricacina Aggrega. Adesso siamo allo sport, partiamo dal calcio. L'Acragas batte nettamente il CUS Palermo allo stadio Esteneto di Agrigento e porta a casa un 5-1. Carmelo Lentini. L'Acragas non ha difficoltà a superare la giovane avversaria del CUS Palermo e rifila una cinquina di reti che potevano essere ancora molto più numerose. La compagine dei Temple cancella dunque l'amara sconfitta subita a Castellammare e si appresta ad affrontare un ciclo di 6 partite il cui esito potrebbero seriamente candidarla al salto di categoria. L'Acragas non impiega molto a superare la simpatica ma anche sprovveduta retroguardia palermitana che dopo appena 8 minuti subisce le prime 2 reti con Silvano e Leonardi. I volenterosi ragazzi di Giancarlo Ferrara cercano una timida reazione, ma al 25esimo arriva il tris di Baio, sicuramente tra i migliori in campo. Al 40esimo gli ospiti riescono ad accorciare le distanze su calcio di rigore trasformato da Pensabene. Ed è con il risultato di 3-1 che si va al riposo. Al ritorno in campo, dopo 5 minuti, Baio sigla la sua doppietta personale e al 58esimo ancora l'Acragas con il nuovo entrato Gambino porta 5 le reti totali. Solita girandola di sostituzione da ambo le parti, ma il risultato non cambia sino alla fine dei 90 minuti. Domenica prossima l'Acragas si reca a Misilberi in una partita che promette scintille. Dunque da questa sera ad inseguire il Canicattì capolista c'è solo l'Acragas, in seconda posizione ad un solo punto. Entrambe le compagini agrigentine hanno vinto bene, specie la squadra biancarossa che è andata ad espugnare il rettangolo di gioco della diretta rivale mazzarese, con una rete di Iraci. Più facile la vittoria dell'Acragas che rifila 5 reti al giovane e malcapitato CUS Palermo. Buon pari esterno del Monreale in quel di Caltanissetta,
dove ha anche rischiato di passare, mentre l'Unitas sciacca supera con il più classico dei risultati i rivali del Casteltermine, sempre più in crisi e senza tecnico in panchina. Roboante vittoria esterna del Pro Favara che spugna il campo del Marsale con una cinquina di reti, mentre a causa della nebbia è stata annullata la gara Enna-Castellammare. Infine vince di misura l'Oratorio Marineo con il Mazzara. Ma vediamo quello che sarà il 10° turno di andata di questo campionato d'eccellenza Girone A. Ci sarà Cus Palermo-Enna, questa gara si giocherà in anticipo, poi Canicattì-Parmonval, Castellammare Unitas Sciacca, Casteltermini Nissa, Monreale Oratorio Marineo, Pro Favara Mazzarese, Don Carlo Misilmeri Agregas, Mazzara Marsala. Ma guardi, io se non ho la memoria corta, io penso che l'Agregas, a parte le prime 2 partite che erano dove noi non abbiamo avuto la possibilità di fare un ritiro, perché veda, purtroppo qui si scordano tante cose. Noi abbiamo fatto, con oggi sono il 47° giorno di lavoro, significa che a noi ci mancano altri almeno 35 giorni. Purtroppo io vado a fare la matematica perché è una cosa importante. Abbiamo fatto insieme al direttore, insieme alla società, abbiamo fatto degli sforzi immensi, perché quando siamo arrivati io penso che non c'era nulla, c'era solamente un po' di depressione e ogni tanto si scorda questo. Se non si parte da quello non si può capire il gran lavoro fatto fino ad oggi. Io penso che i ragazzi oggi hanno fatto un lavoro importante, un lavoro dove eravamo molto rammaricati per quello che era successo a Castellammare, però è anche vero che ci dobbiamo assumere le responsabilità, perché oltre al rammarico ci sono anche le responsabilità dei gol, quindi sai, dare la colpa solamente alla sfortuna o all'arbitro o agli altri o agli avversari mi sembra troppo poco, troppo riduttivo. Quindi io penso che a Castellammare bisogna dare anche il 30% di colpa a noi stessi. Oggi do invece il 100% di positività a livello mentale, a livello tecnico, a livello tattico ai ragazzi, perché hanno capito l'importanza della partita, perché oggi sembra una partita semplice, ma vi posso garantire che non sono tutte le partite così semplici. Poi li possiamo fare diventare semplici per quello che diamo. Se mi permettete vorrei dedicare questa vittoria al signor Veneziano, che ha perso la scomparsa della zia, però è una persona che ci assiste tutti i giorni, una persona dedicata a noi, a parte la carica di vicepresidente, è una persona che sta sempre con noi, una persona anche oggi in una situazione di lutto si è fatto trovare pronto per stringersi alla squadra. Quindi questa vittoria va dedicata a Baldassare Veneziano, che gli stringiamo forte un abbraccio e un bacio. Giornata da incorniciare per il giovane Baio, 2 gol, uno più bello dell'altro. Le emozioni che hai provato oggi? È bello segnare, specialmente in questo stadio, però l'importante oggi era vincere e quindi meglio così. Poi ho segnato anch'io, quindi ancora meglio. Dedica speciale per questi 2 gol? Sì, ho dedicato il gol a mio papà, che è sempre allo stadio, anche in trasferta, mi ha seguito sempre, quindi l'ho dedicato a lui. Che importanza ha questa vittoria anche in vista del doppio scontro diretto, Misilmeri e poi Canicattì? Ma in questo momento sono tutti scontri diretti, quindi questa era una partita come le altre, l'abbiamo affrontata bene e siamo riusciti a portare a casa il risultato. Cosa ti hanno detto i compagni di squadra, il mister, per questa doppietta, per questa bella prestazione? Mi hanno fatto i complimenti, ma l'importante era la prestazione di squadra e penso che ci siamo riusciti e la vittoria l'ha dimostrato. Cosa rappresenta per te indossare questa maglia? No, io avevo già indossato questa maglia nell'Under 15 e sono stato anche capitano, quindi mi sono ritrovato con questa maglia e l'onore ogni volta che la indosso. Campionato di Serie B di basket, altro successo per la Fortitudo Moncada Agrigento, che ha vinto in trasferta in Puglia a Monopoli 74-65. La squadra, allenata da Michele Catalani, ha imposto il proprio gioco dopo una prima metà di partita molto sofferta e combattuta. È la terza vittoria consecutiva della Fortitudo, che adesso ha 8 punti in classifica. Dopo 6 giornate di campionato, la prima vittoria della pallavolo Aragona Seap dal Licardillo nel campionato di Serie A2 femminile. Ha vinto ad Altino in provincia di Chieti per 3-1. Vediamo. Dopo partita Altino-Aragona, siamo con il presidente della squadra ospite dell'Aragona, Nino Di Giacomo.
Buonasera. Grazie, buonasera a te. E complimenti innanzitutto per la prestazione della sua squadra. Ha vinto la squadra che forse aveva più voglia di vincere. Ma guarda, era una partita sia per noi che per l'Altino dell'amico mio Agnello, che ci conosciamo da tanto tempo e so con quanta passione, come me, un passionale. Siete due presidenti passionali. Molto passionale, anzi gli faccio tanti auguri per il proseguo. Noi venivamo da un momento dove non riuscivamo ad esprimere il nostro gioco, la nostra pallavolo, che durante la settimana il nostro bravo tecnico riesce a far fare alle ragazze. Poi da San Marignano abbiamo avuto 3 infortunate, anche oggi non abbiamo schierato 2 titolari, la Cometti a centro e la Stiva alle opposte. A tal proposito devo fare un plauso a chi ha sostituito la Bisegna al centro e la Zonda ad opposto. Ci credevano, la volevano e l'hanno ottenuta. Io quello che ho sempre detto durante questi giorni, che sono stato molto duro a San Giovanni Marignano, sono uscito con una dichiarazione molto pesante, perché gli ho detto che io ci voglio credere come voi dovete crederci. Oggi stasera ci hanno creduto, lo abbiamo inseguito e finalmente è arrivata la prima vittoria. Servirà per il morale, per il proseguo, servirà un po' per tutto l'ambiente, perché eravamo in crisi di risultati, e quando non vengono i risultati sicuramente poi prevalgono più i nervosismi che le altre cose. Vittoria meritata, perché 3 set vinti bene, ma anche il terzo set che è stato perso per 6 vantaggi. Si poteva chiudere 3-0, sono state brave le ragazze dell'Altino, però non si sono fatte intimorire. Ecco, la cosa positiva della mia squadra è che nel quarto set sono entrate determinate, perché di solito quando si perde un set in quel modo, e poi noi avevamo anche i fantasmi di Olbia, perché vincevamo 2-0, abbiamo perso poi il terzo, quarto e quinto set, quindi esame superato. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.